Bene, nelle puntate precedenti abbiamo visto diversi manoscritti che parlano riguardo diverse tematiche, il futuro, presente, passato, anche riguardo diverse sfere, diversi campi veramente molto diversi tra di loro, perché sono molte rivelazioni, sono molti rotoli e sono molte copie e anche molti rotoli che fanno parte dell'antica Tanakh, dei rotoli speciali tra 240 copie che sono le copie della Tanakh, rotoli speciali scritti dagli antichi, più importante di tutti i rotoli tra i rotoli del Mar Morto. Bene, se vi ricordate, abbiamo visto le descrizioni in particolare del profeta Daniele, che abitanti di Qumran tenevano in grande considerazione, tra l'altro lo citano nei loro rotoli che guardavano cosa lui scriveva riguardo il futuro, e abbiamo anche noi letto le cose che loro leggevano nel profeta di Daniele. Ben 8 copie sono state ritrovate e grazie a quelle informazioni, grazie anche alla trasmissione del testo di Daniele nella Tanakh ebraica, nel testo masoretico, oltre che è stato tradotto in greco, abbiamo potuto vedere la panoramica delle profezie che ci sono nel rotolo di Daniele, arrivando fino ai nostri giorni, vedendo imperi indicati per nome, indicato quarto impero e le caratteristiche 3-4 precise sul quarto impero che sarebbe venuto dopo terzo impero greco, e anche il mondo come sarebbe andato dopo la divisione del quarto impero che abbiamo visto e di quello che è stato descritto arrivando fino ai nostri giorni. Abbiamo visto le antiche profezie nel rotolo della prima grotta di Qumran, quello che è conservato a Gerusalemme praticamente, dove ci sono le profezie in questi rotoli scritti antichi su luoghi precisi, le città indicate per nome. Edom, situato sul monte Seir, oggi detta Petra, città antica Tiro, che si trova sotto il mare, come fu profetizzato. L'antica città Ninive, di cui non si trovava più nessuna traccia tra le descrizioni dei storiografi, tanto è passata per la leggenda, fu ricordata solo per le profezie per la Tanakh ebraica. Abbiamo visto diversi luoghi della terra dove le profezie dei rotoli, dove Elohim Adonai Yah rivelava il futuro, e precisamente quando diceva le cose che riguardavano luoghi, imperi, le città, queste si realizzavano con un'esattezza, come dice lui, che perfino un bambino, dopo che si realizzano, potrà farne il conto. Poi abbiamo visto le profezie in Daniele, dove ci sono le descrizioni, in particolare cosa sarebbe accaduto dopo la divisione del quarto impero e quante cose sarebbero accadute durante un periodo che è indicato di 3 tempi e mezzo ebraici, che corrispondono a 1260 giorni profetici, cioè 1260 anni reali nella storia. E abbiamo visto quante cose sono accadute dal 538 fino al 1798, durante 1260 anni della storia. Poi abbiamo visto altre descrizioni che Daniele ha ricevuto, altre visioni riguardo il futuro, che dopo quel periodo, dopo 1798, alla fine di una visione che parla di 2300 giorni profetici, che sarebbero 2300 anni reali nella storia, vide che sarebbe iniziato il giudizio nei cieli e l'inizio dell'epoca della fine, che quando abbiamo letto le interpretazioni che lui ha ricevuto da esseri celesti, iniziano col decreto di costruire Gerusalemme e finiscono quelli famosi 2300 anni nel 1844. E la cosa interessante, abbiamo visto anche nei rotoli le descrizioni che riguardano i segni dei tempi che sono stati detti che accadranno prima del grande e terribile giorno dell'Eterno, segni che accadranno nel sole, nella luna, nel cielo, nella terra e così via. E abbiamo visto la carrellata di questi segni come in una certa determinata epoca in poi, proprio in quell'ordine cronologico come descritti, si sono realizzati e poi vengono ripresi da stesso Messia Gesù e da giudei intorno a lui, che citano, ripetono quei segni e danno ancora una lista completa di quanto ancora sarebbe accaduto, che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Ebbene, praticamente oggi tutte queste profezie
multiple si stanno realizzando nello stesso tempo. Mentre parliamo, c'è una situazione economica descritta da Daniele, essi si mescoleranno riguardo i popoli ma non si uniranno, c'è grande progetto di unificazione oggi in corso, situazione politica è quella, quadro in cui il Messia è stato predetto ritornerà. Oggi ci sono segni dei tempi che si sono realizzati riguardo i fenomeni legati alla natura, sole, cielo, caduta delle stelle, anche nella società, politica, economia e altre cose. E non solo, nello stesso tempo le antiche città continuano a essere ogni giorno in quelle condizioni come descritte nei antichi rotoli. Ebbene, adesso stasera vedremo una descrizione molto ma molto importante, è quella che riguarda l'ultimo atto finale, cioè quella di preannunciare la sua venuta, il suo intervento nella storia da un messaggero, dando un messaggio specifico. E la volta scorsa abbiamo parlato che siccome le profezie messaniche hanno indicato secoli prima quando e dove questo essere celeste, questo Elohim Adonai, questo il Messia dalla stirpe di Davide, della casa di Giudea, sarebbe apparso, questo essere le cui origini sono dei tempi antichi, dei giorni eterni, come Rotolo diceva, detto l'Eterno, Dio di eternità, Padre di eternità, Dio potente. Allora, l'attesa in antichità, abbiamo visto, era grande sia nel mondo antico, all'Oriente, al Medio Oriente, a Qumran e anche fuori di Qumran. E tanto è vero che abbiamo già letto nelle prime conferenze che storici raccontano che in quell'epoca i popoli erano convinti che fosse scritto nel destino del mondo che dalla Giudea sarebbero venuti in quel tempo i dominatori del mondo. Erano convinti perché queste profezie erano già tradotte in lingua greca, quindi riuscivano a leggere le profezie sul Messia di questi rotoli speciali già in lingua greca. Erano persuasi, dice Tacito, che dalla Giudea in quell'epoca, verso questo tempo, sarebbero venuti i dominatori del mondo. Dice anche Giuseppe Flavio, oltre Tacito e Suetonio, che in quel tempo uno proveniente dalla Giudea, dal loro paese, sarebbe diventato il dominatore del mondo. E l'attesa era grande, ecco perché abitanti di Qumran vanno nel deserto della Giudea, a Qumran, c'erano esseni in diverse parti di Israele, in particolare perché c'era un testo nel rotolo della prima grotta trovato, nelle copie di profeta Isaia, che indicava che l'Eterno sarebbe apparso, il Messia, nel deserto della Giudea e ogni persona l'avrebbe visto. E lì, in questo rotolo, si sta parlando che non apparirà prima che non ci sarà davanti a lui annunciato un messaggio che sarà portato da un messaggero, da una voce di colui che grida e dice: attenzione, l'Eterno, il Messia sta per arrivare, preparate la via a chi? Al Messia? Sì, qui dice addirittura Yod-He Vav-He, all'Eterno, io sono grande Yahweh, lui apparirà nel deserto, il Messia. E dice preparate la via a lui e ogni persona vedrà lui. Dice preparate e appianate la strada. E cosa interessante che nei tempi antichi i discepoli che stavano vicino a Gesù il Messia hanno descritto che c'era un personaggio che aveva dato questo messaggio ai giudei e era detto il Giovanni, detto il Battista, che percorreva tutta la regione del Giordano e del deserto e diceva: attenzione, il Messia sta per arrivare, viene uno dopo di me, ma lui è prima di me, io non sono degno di sciogliere i suoi sandali. Io battezzo con l'acqua, ma lui, un essere particolare, battezza col suo Spirito Santo. E cosa interessante che questo fatto sia stato registrato, noto anche ai storici cronisti mondani, si vede dalle descrizioni che sono riportate da storico Giuseppe il Flavio. È un storico romano, giudaico, che rammenta e ricorda il Giovanni detto il Battista che aveva operato praticamente e battezzava le persone e aveva praticamente scosso tutta la nazione, attirato tutta la nazione a sentire questo messaggio. E cosa molto bella e cosa molto interessante, che abitanti di Qumran sono andati
proprio nel deserto, nel loro rotolo della comunità, nella colonna 8, si legge che citano lo stesso testo che nel deserto, visto che deve apparire Yahweh, Dio, allora sono andati come comunità a prepararsi studiando praticamente i scritti speciali degli antichi per prepararsi per questo avvenimento, aspettando questo Messia che è detto germoglio di Davide che deve apparire, Messia di giustizia e così via. E andando nei tempi antichi, all'epoca quando sono state descritte queste cose di storici, che c'era questo grande fremito, praticamente questa attesa fervente dei giudei, ma anche di altre nazioni che in quell'epoca aspettavano l'apparizione di Messia, allora abbiamo la cronaca di Giuseppe Flavio, il quale racconta dell'esistenza di questo Giovanni il Battista che aveva praticamente scosso tutta la nazione col messaggio che il Messia sta a apparire. E lo sapete una cosa interessante, visto che Giuseppe Flavio racconta anche precisamente su Giovanni Battista, eccolo qua la citazione, praticamente quando parla di Erode, della sconfitta dell'esercito di Erode, elogia e fa un riferimento a Giovanni il Battista, praticamente in Antichità Giudaica capitolo 18, riportando il fatto che molti giudei venivano a battezzarsi da lui, ha sconvolto tutta la nazione, venivano volentieri, affluivano a ascoltarlo, tanto è vero che Erode l'ha fatto fuori, come dice lui, fu carcerato nella cosiddetta citata fortezza Macheronte e così via, dove fu ucciso. E cosa interessante e straordinaria è questa, che aveva scosso tutta la Giudea, tanto è vero che è noto da cronisti storici come Giuseppe Flavio, che racconta di questo avvenimento qui, ed è interessante che riguardo a lui, giudei che si sono raccolti intorno, ecco, alla figura messianica del Yeshua, Gesù detto Yeshua Nazareno, giudeo, e qui il giudaismo, praticamente l'ebraismo si divide. Una grande parte, tutta la nazione va intorno a questo personaggio attratta, praticamente preannunciata da Giovanni detto il Battista. Dicono questo i discepoli, che è stato lui a dire eccolo colui di cui vi ho parlato. E cosa interessante è questa, lui riguardo Giovanni il Battista dice che lui quella voce nel deserto che grida preparate la via, l'Eterno sta per apparire. E non sono abitanti di Qumran, non sono esseni quelli che sono indicati come coloro che preparavano la via al Messia, all'Eterno, ma fu indicato da lui che fu Giovanni detto il Battista, quella voce che grida nel deserto. E la cosa che discepoli scrivono, e sono nelle 500 copie ottime in greco, riguardo questo messaggero, riguardo operato di Giovanni detto il Battista giudeo, di cui parla anche storico Giuseppe Flavio, che ha sconvolto tutto Israele con questo messaggio, la cosa interessante è che i suoi discepoli raccontano esattamente in che anno Giovanni, detto il Battista, è apparso con questo suo messaggio che ha sconvolto l'intera nazione. E ecco qui la testimonianza, adesso possiamo leggerla, che riguarda l'anno in cui questi fatti sono accaduti. Si dice così: l'anno in cui Giovanni il Battista aveva iniziato a battezzare e predicare e parlare, era il 15° anno del Tiberio il Cesare. Ecco, sentite qua. Tradotto dal greco, grazie alle ottime copie, 500 copie che abbiamo nei musei, dei testimoni oculari che parlano di quanto accaduto in quell'epoca, che anche sono in armonia con quanto detto da Giuseppe il Flavio, storico romano. Loro dicono: nel anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Questa è la pietra che è stata trovata.
La pietra scritta in onore al Tiberio Cesare da Ponzio Pilato, il prefetto di Giuda. Il Ponzio Pilato, sì, prefetto della Giudea, Ponzio Pilato prefetto della Giudea. E 15° anno, la sapete una cosa bellissima, 15° anno del Tiberio e 27° anno del nostro calendario. Esattamente la fine del predetto periodo, detto a Daniele, di 483 anni dal decreto dei Medo-Persiani di costruire Gerusalemme, in cui fu detto la voce dell'essere celeste a Daniele: Daniele, sappi, da quando esce il decreto di costruire Gerusalemme fino al Messia vi passeranno 62 più 7 settimane, che sono 483 giorni profetici, che sono 483 anni. Dal decreto che è uscito nel 457 a.C. fino al 27° anno passano esattamente 483 anni. E siamo 27° anno del nostro calendario, che è 15° anno dell'imperatore Tiberio il Cesare. In quell'anno esattamente, 27° in Giudea, in Israele, in quel luogo della terra, succede una cosa straordinaria. Giuseppe il Flavio racconta che c'è questo messaggero che sconvolge tutta la nazione col suo messaggio dicendo: attenzione, sta per arrivare l'Eterno, lo vedrete faccia a faccia direttamente, ogni persona lo vedrà. E il messaggio è molto chiaro, è molto netto, è molto diretto e preciso. E cosa fantastica, interessante, questo accade esattamente nell'anno in cui è stato profetizzato il Messia sarebbe apparso. E cosa molto bella, questa non è un'interpretazione mia o di qualche rabbino o del mio popolo ebraico. Queste sono le parole, interpretazione che è stata data ad essere celeste, che si trovano nel profeta di Daniele. E quando le interpretazioni che sono state date riguardo il futuro delle profezie, si dice sempre, Daniele sottolinea anche riguardo il futuro che è stato rivelato nel sogno all'imperatore Nabucodonosor, dice: il sogno è veritiero, perché il sogno che hai ricevuto sul futuro ti è stato dato da Allah, da essere supremo del cielo. E dice: sogno è veritiero, l'interpretazione è sicura, perché l'interpretazione che ti do è stata data da lui, riguarda il futuro, questo. E le stesse cose, tutte le cose che abbiamo visto, sono le interpretazioni che sono state date nel cielo, sono richiuse dentro. È la stessa cosa questa rivelazione sul Messia, che riguarda 483 anni dal decreto di costruire Gerusalemme fino al Messia, passano esattamente quasi 5 secoli. E anche abitanti di Qumran aspettano nel primo secolo della nostra era, 27° anno, 15° Tiberio anno, il Messia. Svettonio, Tacito, Giuseppe Flavio dice: non solo i giudei, anche altri popoli del mondo aspettavano in quel momento Messia. E cosa interessante è che Giuseppe dice: sì, è apparso uno che ha attirato l'attenzione di tutta la nazione. Esseni a Qumran non hanno preparato la via al Messia in nessuna maniera, non hanno attirato l'attenzione di nessuno con un messaggio nel 27° anno, nel 15° anno dell'imperatore Tiberio Cesare, perché non erano in mezzo alla gente, in mezzo a peccatori, in mezzo a prostitute, in mezzo praticamente a pubblicani, a dire: preparatevi, il Messia sta per arrivare. Non hanno attirato, non hanno preparato, non hanno dato il messaggio che dovevano dare nel momento giusto e il messaggio giusto per quel momento. Quindi il messaggio per quel momento, 27° anno del nostro calendario, quando finiscono 483 anni, è quello che c'è nel rotolo di Isaia. La voce di uno nel deserto grida: preparate la strada, preparatevi, sta per arrivare il Messia. Ogni persona vedrà Yahweh, l'Eterno. Questo era il messaggio da dare in quel momento, in quel luogo e in quel tempo giusto. Che questo sia accaduto è raccontato dai testimoni oculari che erano intorno a Messia Gesù, ci sono 500 ottime copie nei musei, e che questo sia accaduto, che ha sconvolto tutta la nazione, è stato dato anche da Giuseppe Flavio, quando parla di Giovanni il Battista. E riguardo Giovanni il Battista, quanto sia importante la sua figura, quando l'hanno chiesto perché ha sconvolto tutta la nazione, pensavano che fosse lui, uno dei profeti antichi che doveva venire, o Elia o qualcosa del genere, o perfino il Messia, perché il messaggio suo era molto molto accettato. Dopo che è stato messo a morte,
visto che lui disse che questo è il Messia, questo giudeo è il Messia, colui che doveva venire, le cui origini sono dei giorni eterni, dai giorni antichi, dai tempi antichi dei giorni eterni, come dice Michea 5,2, e disse: questo è colui di cui vi parlavo, l'agnello che prende le colpe di tutti, colui che viene dopo di me, ma è prima di me. E lui è un essere personale straordinario, non sono degno di sciogliere sandali. E quindi cosa succede? Succede che lui invece dice, il Messia, riguardo Giovanni il Battista, che è lui quella voce, quel profeta, quell'Elia che doveva essere mandato, quel messaggero che mando davanti alla mia faccia a preparare la via all'Eterno. E lo sapete cosa dice riguardo Giovanni detto il Battista? Dice così, alle folle che sono uscite nel deserto della Giudea: cosa siete usciti a vedere dopo che ha saputo che Giovanni fu messo a morte? Profeta? Sì, io vi dico, più che un profeta. La posizione di Giovanni il Battista è stata considerata come la posizione, per quanta opera solenne ha fatto, cioè quella di dire: preparo la via all'Eterno personalmente che sta per apparire. Questo è un lavoro più solenne di tutto quanto hanno scritto anticamente i profeti. E il Messia rincara la dose, i suoi discepoli scrivono non solo questo, che lui e il suo lavoro non ha fatto le profezie Giovanni, ma è stato considerato per l'importanza, perché annunciava l'apparizione di Messia, è stato paragonato e detto non solo che profeta, più che un profeta, perché è un'opera solenne, straordinaria, storica. E lo sapete, ha rincarato la dose cosa disse? Di tutti gli uomini, di tutte le persone nate nella storia qui del nostro pianeta in terra, nessuno è più grande di Giovanni il Battista. Disse così, perché l'opera che ha avuto e fedelmente l'ha compiuta è un'opera straordinaria e nessun uomo che è nato in questa terra, nessuna persona riesce a eguagliarsi per l'importanza e per solennità dell'operato che ha avuto, quello di annunciare imminente apparizione dell'Eterno e apparire poco prima che dovesse apparire, prepara la via dicendo a tutti quanti: attenzione, sta per arrivare. Ha dato il messaggio giusto, nel momento giusto, e fu mandato lui. E questo è accaduto, come è stato profetizzato nel rotolo della prima grotta di Isaia, rotolo trovato tra i rotoli di Qumran. E cosa straordinaria è questa qui, che nei rotoli antichi l'Eterno non ha rivelato solo una cosa che sarebbe accaduta quando il Messia sarebbe apparso, ma ben 4 cose distinte. Una era che il Messia, quando apparirà, ci sarà apparizione, quando apparirà questo scettro in Israele, questo potente dominatore, questo Messia, in Israele, ci sarà apparizione di un astro. E scavi archeologici hanno trovato in Iraq, nell'antica Babilonia, nella scuola di astronomia antica babilonese, hanno trovato una pietra con caratteri cuneiformi che hanno parlato dell'apparizione di un astro proprio a cavallo, praticamente poco dell'inizio della nostra era. Hanno perfino descritto, e si capisce sia il tempo, quando e in quale zona e costellazione è stata vista. Seconda cosa fantastica che è stata detta nei rotoli antichi, che voi calcolate, il testo che dice che ci sarà astro prima dell'apparizione del Messia, è stato trovato a Qumran, tra le grotte di Qumran, ed è stato copiato, scritto molti secoli prima di Cristo, ma è copiato già un secolo prima di Cristo. Quindi è vera profezia che poi accade realmente. Seconda cosa fantastica, è stato indicato il tempo in cui Messia sarebbe apparso, quello poco fa che ho citato. 483 anni, Daniele sappi da quando esce il decreto, passeranno 483 anni, tot settimane profetici, giorni profetici che corrispondono a anni, quindi è stato indicato il tempo e siamo al 27° anno che il Messia doveva apparire. Terza cosa che è stata indicata, non soltanto un segno nei cieli, seconda il tempo, quando, in quale epoca della storia ci sarebbe che appare. Terza cosa, la situazione politica. La situazione politica. Sono stati trovati i rotoli
e le coppie rotoli a Qumran, che loro copiavano abitanti di Qumran e citavano la benedizione che viene data da Giacobbe patriarca ai suoi 12 figli, e riguardo la tribù, famiglia di Giudea, popolo giudaico, dice: lo scettro non sarà rimosso dalla Giudea finché non viene il Messia, Shiloh, a colui che appartiene e a cui nel futuro ubbidiranno tutti i popoli. Cosa succede? Dall'elezione di re Saul e Davide, che hanno regnato sopra Israele e sopra Giudea, e da Davide in poi, per 1000 anni, in Giudea c'era un scettro, c'era un re, per 1000 anni praticamente. E prima volta nella storia, dopo 1000 anni, questo scettro che esisteva sia all'epoca che erano deportati giudei dai babilonesi, gli hanno permesso di avere un re, anche se era fantoccio, aveva un scettro, aveva un re, era un re. Giudea non è rimasta senza un re, senza scettro di comando. E questo accade sotto gli altri imperi, ma anche all'inizio, praticamente l'impero quarto, impero romano, partendo dalla Babilonia. Ma dopo 1000 anni, per prima volta nella storia, questa situazione politica, quando il Messia sta per arrivare, accade. Lo scettro dai giudei viene rimosso, in Giudea viene posto praticamente uno di non origini ebraiche, cioè i romani impongono i loro governatori, i loro re che governano e regnano in Giudea. Quindi per la prima volta dopo una scia di re giudei praticamente questa situazione politica esattamente cambia quando, come fu detto, non sarà rimosso finché apparirà il Messia. Quindi sarà rimosso quando apparirà il Messia. E questo accade. Messia appare esattamente, scettro viene rimosso proprio nell'epoca quando questi famosi 483 anni delle settimane profetiche sul Messia stanno per finire, viene rimosso, situazione politica è quella, scettro è stato rimosso. Giudea non ha un re della stirpe dei giudei ebraico, sono governatori romani che hanno imposto e hanno messo i proconsoli romani governatori sopra la Giudea. Quindi situazione politica si realizza il tempo, si realizza l'apparizione di Astro, e la quarta, l'ultima cosa è quella che ho detto poco fa. Manderò il messaggero, colui che grida nel deserto e dice, e questo accade nel 27° anno del nostro calendario, proprio anno in cui deve apparire il Messia, col messaggio come detto nelle rotole prima grota. Ecco, preparate la via, l'Eterno, Yahweh, Dio, sta per arrivare qui e ogni persona lo vedrà. E questo accade perché Giuseppe Flavio racconta di Giovanni detto il Battista che sconvolge tutta la nazione con questo messaggio di preparazione nell'attesa dei Messia. E questo messaggero viene confermato dai suoi discepoli che sentono parlare di lui, che conferma che lui è stato quella voce che grida nel deserto, che ha avuto un ruolo più grande di un profeta o addirittura lo colloca come una persona, non c'è una persona più grande nata come lui. Ora, la cosa interessante, potremmo dire, che cosa queste descrizioni profetiche dell'antichità hanno a fare con il nostro tempo? Ecco, semplicemente perché nei rotoli antichi di Daniele si sta parlando che ci sarà un tempo in cui inizia il tempo della fine. A Daniele, esseri celesti hanno detto che ci sarà un tempo in cui inizia il tempo della fine. E nella stessa isola Patmos in Grecia, dopo tanti secoli che furono queste informazioni rivelate a Daniele in antica Babilonia, oggi Iraq, sotto quarto impero, calcolando dai babilonesi, impero antico romano, in Grecia è deportato un ebreo, testimone oculare di Giudeo, re dei giudei, Messia Gesù, Yeshua, deportato, e lui sulle isole Patmos vede il futuro, gli fu mostrato da essere celeste il futuro, e vede una cosa straordinaria, che verso la conclusione della storia umana, poco prima che l'Eterno apparirà, ma non apparirà nell'esercito della Giudea come prima volta, quando l'Eterno apparirà il Messia, apparirà sulle nubi e apparirà che ogni occhio, ogni tribù, ogni nazione, ogni popolo del nostro pianeta lo vedrà. Sarà un'apparizione universale. E vede esattamente che poco prima che questo accade, in un determinato momento preciso,
manderà all'umanità gli ultimi 3, non un messaggio, gli ultimi 3 messaggi precisi, che devono giungere a ogni nazione, popolo, tribù. E cosa straordinaria? Cosa straordinaria che gli viene indicato quando apparirà il primo messaggio, da quando in poi ci sarà l'apparizione e ci sarà dato questo primo messaggio. È indicata esattamente l'ora giusta. E Giovanni, nelle visioni che ha ricevuto, si dice il primo messaggero, il primo messaggio che sarà dato e che raggiungerà e dovrà raggiungere a tutte le persone della terra, inizierà esattamente quando inizia il giudizio. Perché il primo messaggio che sarà dato, verrà dato nel momento del giudizio, e il messaggio del primo messaggio che deve giungere a tutte le nazioni e popoli della terra, dovrà dire così. Nel suo messaggio cita che è iniziato, l'ora del giudizio è arrivato, è adesso. Quindi è straordinario vedere che lui non vede solo un messaggio, vede quando inizierà l'inizio dei primi 3 messaggi che dovranno raggiungere a tutte le persone, le nazioni e i popoli della terra. Quindi l'ora del giudizio. Ed è straordinario che sente il contenuto di altri 2 messaggi, tutti e 3 che devono giungere, gli ultimi 3 messaggi a tutti i popoli del nostro pianeta. È bello vedere che quando Daniele nelle sue visioni vede il giudizio, lo vede esattamente dopo un periodo che va dopo la divisione del quarto impero, quello che segue dopo l'impero greco, e vede che passano anche 1260 giorni, 3 tempi e mezzo ebraici, che sono 1260 giorni profetici, 1260 anni reali nella storia, di predominazione di un potere nel Medioevo. E dice, dopo questo periodo che finisce, parte del 538 e finisce il 1798, dice, dopo questo, nelle visioni, dopo questo avvenimento, io dopo vidi nel cielo il giudizio, i libri si aprirono, giudizio che c'è nel cielo, l'universo investigativo che precede il ritorno di Messia in terra. Lì si capirà chi è per la vita eterna, per vivere e essere salvato, chi non è, di tutte le persone che vivevano dall'inizio alla fine, e alla fine di questo giudizio in cieli c'è retribuzione, c'è il ritorno di Messia. E cosa fantastica è questa? Che è esattamente proprio così. Dal 538, dopo la divisione dell'impero romano, 1260 giorni che sono stati indicati in quale ci sarà predominazione di un potere e che finiscono nel 1798, cosa fantastica è che siamo nel 1844 e 1844 sono esattamente i giorni profetici che corrispondono agli anni reali nella storia che furono detti in visione Daniele. Daniele, questa visione che riguarda il giudizio, questa visione che tu vedi, che ci sarà giudizio nell'universo, bene, attenzione a questa visione perché riguarda il tempo, da cui inizia il tempo della fine, il giudizio. E essere celeste gli disse, da quando esce il decreto di ricostruire ordine di costruire Gerusalemme, 457 a.C., nell'ottobre, 2300 giorni profetici che sono anni reali nella storia, finiscono nell'ottobre, nel 1844 d.C. Non dico io, questo è stato spiegato e detto precisamente dall'essere celeste nel capitolo 8, dato Daniele, nel capitolo 7, dato Daniele. Nel capitolo 9 c'è proseguimento, dice quando iniziano questi giorni che riguardano il periodo del Messia, quando deve arrivare, e quando finiscono e dove iniziano anche 2300 giorni profetici, che sono 2300 anni, che quando finiscono inizia il giudizio, il tempo della fine. Quindi esattamente dal decreto di ottobre 457 a.C. sono state dette che iniziano questo periodo di giorni, alla fine ci sarà il tempo della fine, l'inizio del giudizio, siamo all'ottobre 1844. E cosa interessante, che Giovanni sulla isola Patmos vede questo. Giovanni sull'isola Patmos vede proprio questo, che
All'inizio del giudizio ci sarà un messaggero, ci sarà dato un messaggio. Dal momento che inizia il giudizio nell'universo intero dovrà essere annunciato che il giudizio inizia. E devono esserci poi dati, da quella data, 1844, dall'ora del giudizio, 3 messaggi che devono giungere a ogni tribù, nazione, tutto il pianeta, perché dopo quelli a livello universale, davanti a ogni tribù, nazione della terra, arriverà il Messia. Non è come prima volta che venne piano piano a Betlemme, in silenzio, e quindi c'era solo un messaggero e solo una nazione veniva detta questa cosa qui. Questa volta ritorno a livello universale, ogni tribù, lingua della terra lo vedrà. Quindi i messaggi devono giungere, questi 3, non soltanto una nazione, ma alla fine iniziano dal 1844, dal giudizio, dall'ora del giudizio, dall'epoca della fine, devono alla fine giungere a ogni nazione, tribù, lingue della terra. E cosa straordinaria è questa, che nei rotoli si dice che l'Eterno ha avuto sempre in ogni epoca il suo popolo, per riferire messaggi e rivelazioni che ha dato nei rotoli agli altri popoli. All'inizio questo fu il popolo ebraico e disse attraverso Mosè nei rotoli che gli abitanti di Qumran copiavano 5 rotoli di Mosè: guarda che l'Eterno ti ha scelto non perché tu sei un grande popolo, che siete molto giusti, che siete migliori degli altri. Anzi dice, tu eri un popolo piccolo, eri una famiglia. Si sta parlando, io ti ho fatto queste cose qua perché ti amo i tuoi padri, patriarchi a cui ho promesso queste promesse, realizzo perché vi amo. E quindi all'inizio cosa c'era? Abramo, Isacco, Giacobbe. Giacobbe aveva 12 figli. C'è questi 12 figli che quando vanno in Egitto sono 70 persone circa. Poi ci sono quasi 500.000, da 500.000 a 1 milione che escono dall'Egitto e così via. E dice, attraverso questo popolo io voglio, dice all'epoca di Mosè, che queste conoscenze, queste rivelazioni che io ti ho dato, quindi ti ho organizzato, anche se sei più piccolo, io voglio che queste cose si conservino e vengano distribuite, che anche altre nazioni sappiano di questi messaggi, di queste rivelazioni, di questa legge, di questi statuti, che anche loro possono beneficiare come voi. Cosa succede? Succede che disse una cosa molto importante: non aggiungerete, non toglierete nulla per non cambiare nei messaggi che vi ho dato. Più volte attraverso profeti aveva detto attenzione ai falsi profeti che dicevano le cose false, e dice, loro dicono che io ho detto ma io non ho rivelato niente. Quindi diceva, c'era un test di esaminare se un profeta è vero oppure no, se le cose che dicono sono in armonia con 10 sue parole decalogo, 10 comandamenti originali oppure no, se le cose che rivelo riguardo il futuro si realizzano oppure no. Quindi ha dato un test, in base a questo test sapevano quali sono rotoli speciali che contenevano la sua parola. E quando Messia è arrivato, ha avuto sempre il suo popolo. Sulla isola Patmos, a Giovanni, lo sapete cosa viene fatto vedere? Dopo che questo Giovanni era testimone oculare che Messia dice, io ho fondato la mia ecclesia, la mia comunità, la mia assemblea, la mia chiesa. Non è rimasto senza popolo e dice, io ho molte pecore che sono fuori dal mio ovile, che sono negli ovili fondati dagli uomini, che non sono suoi ovili. Però dice, quelle persone che sono in diverse comunità, seguono comunità dove si insegnano le tradizioni umane, le cose miste con la sua parola e cambiate, dice, quelle persone sono sincere. Anche quelle bisogna raggiungerle, e loro quando sentiranno la mia verità, la mia voce, verranno e ci sarà nel mio ovile tutte le persone che seguono le mie parole e ci sarà un gregge, un pastore. E quando la cosa interessante, disse ai suoi discepoli di andare in tutto impero romano, li manda, andrete a tutti i popoli, insegnando loro solo le cose che io vi ho comandato. Quindi insegnamenti umani sono fuori, tradizioni umane sono fuori, non si può cambiare il Vangelo come è stato dato, vi è trasmesso. Quello che è detto precisamente Gesù non può essere cambiato, modificato, non può essere aggiunto qualcosa contraddetto. E che questo sia così si vede perché per 4 secoli la cristianità e le comunità nell'impero romano seguono praticamente tutte le stesse cose. Non ci sono le statue di adorazione delle immagini, osservanza del 7° giorno è stata una cosa conosciuta. E cosa succede? C'è questa semplicità delle comunità che ci sono all'impero romano. E cosa fantastica è questa? Che sulla isola Patmos, cosa succederà dopo il IV secolo in poi? Sulla isola Patmos
Giovanni ebreo vede che nel futuro per 12 secoli, 1260 anni, il popolo di Dio sarà perseguitato. Quindi il popolo di Dio non può essere mai persecutore, non può uccidere gli altri. Chi lo fa non è suo. E trasmetterà solo le parole che lui ha insegnato. E quindi lui vede che durante 1260 anni l'Eterno non è senza un popolo, c'è, ma è perseguitato. E dopo 1260 anni vede che verso la fine ci sarà un popolo da ogni tribù, lingua, nazione. Perché dice, io devo prendere, ci sono nelle altre comunità, nelle altre ovili, nelle altre nazioni, le persone sincere, devo raggiungere questi messaggi, dice, devono raggiungere a ogni tribù, nazione e lingua che lui vede nella visione Giovanni. E cosa straordinaria è proprio questa. Andando avanti, guardate il primo messaggio, traduzione dal greco. Poi vidi un altro messaggero che volava in mezzo al cielo e che aveva l'Evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. L'Evangelo eterno è quello non cambiato, quello vecchio, antico, demodè, quello buono, quello non modificato, quello che c'è nei 500 copie, quello originale che c'è nei 500 copie nei musei oggi. Quindi dovrà essere un ritorno all'originale, quello che anche Papa Luciani voleva, che si ritornasse all'originale, al Vangelo vecchio, eterno, quello demodè, quello buono, quello semplice. E qui dice che questo messaggero che vede, guardate quando arriva e dovrà annunciare la notizia del giudizio, che inizia il giudizio, è giunta l'ora del giudizio. Quindi deve apparire nel ottobre 1844, questo messaggio deve essere dato a ogni nazione, tribù e lingua, perché il ritorno di Messia è a livello universale. E sentite, oltre che deve annunciare il Vangelo eterno, sentite cosa diceva capitolo 14 di Rivelazione, versetto 6 e 7, e diceva a gran voce, temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Quindi qui abbiamo esattamente 3 elementi. Questo messaggio deve essere dato al mondo al momento e deve partire dell'ora del suo giudizio, ed è 1844. Alla fine del 2300 anni a Daniele fu detto inizia il tempo della fine, giudizio, e lui vede sia nel capitolo 7 giudizio nei cieli. Nel capitolo 8 gli si dice che la visione di 2300 anni riguarda il tempo della fine, l'inizio del tempo della fine. Giudizio, santuario celeste sarà purificato. E cosa fantastica? Nel capitolo 9 si dice, guarda Daniele, l'inizio di questo periodo è il decreto di costruire Gerusalemme. Quindi decreto entra nell'autunno, 457 avanti Cristo, quindi nell'autunno 1844 il mondo deve ricevere il messaggio che è iniziato un giudizio nei cieli. Deve venire e partire a essere annunciato a ogni tribù, lingua, nazione, il testo, versetto prima ha detto, capitolo 14, versetto 6, e deve essere annunciato il Vangelo eterno, quello vecchio modificato, che ha buone notizie, che l'uomo non si salva per le sue opere, che si salva per sacrificio perché lui ha pagato le nostre colpe, che le colpe non si espiano con volontariato, ma sono state espiate perché il Messia ha sofferto per le nostre colpe, per questo si diventa giusti. E, cosa interessante ancora, dice deve annunciare a ogni nazione, lingua e tribù che dal 1844 è iniziato giudizio. E l'altra cosa, oltre a annunciare il Vangelo eterno a ogni tribù, nazione, terza, adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Adorare solo Dio, creatore, non creature. Non adorare i profeti, sono creature. Non adorare cherubini, sono creature. Non adorare serafini, sono creature. Non adorare Giovanni il Battista, è creatura. Non è il creatore.
Adorate colui che è creatore, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le fonti delle acque. Si adora solo il creatore. 3 distinti messaggi. Messaggero deve apparire nell'844, questo messaggio da quell'ora del giudizio deve essere dato, perché dice: guardate, l'ora del giudizio è venuta, eccoci. Deve giungere a ogni nazione, annunciare il Vangelo eterno, annunciare il giudizio e dire di adorare solo Lui. Guardate cosa accade. Nel rotolo di Daniele viene indicato cosa accadrà nel tempo della fine. E dice Daniele: nel tempo della fine il tuo rotolo, le tue visioni torneranno ad essere studiate, prese in considerazione. Messia giudeo, Gesù disse ai suoi discepoli riguardo il tempo della fine, quando è l'epoca della tua venuta, l'epoca della fine, disse: studiate, leggete bene, tra le altre cose che gli disse nel capitolo Matteo 24, leggete le profezie, profeta Daniele. E qui a Daniele, nell'ultimo capitolo si dice: Daniele, riguardo la fine, devi sapere una cosa. All'epoca della fine, e sappiamo quando è l'epoca della fine, dal 1844 inizia il giudizio, all'epoca della fine è già quando sono finiti 12 secoli della persecuzione del Medioevo, di una potenza che ha predominato. Cosa succede? All'epoca della fine, Daniele, le tue visioni e tue parole di questo rotolo, di questo libro, saranno come sigillate. Sigilla. Fino a quanto? Fino al tempo della fine. E cosa succederà negli ultimi tempi? Molti studieranno con cura. Cosa? Il tuo libro, le tue visioni, e la conoscenza aumenterà. Bene. Ho voluto andare a vedere su Wikipedia cosa dicono cronisti. È successo qualcosa nel 1840? Qualcuno ha iniziato a prendere di moda le visioni del rotolo di Daniele? Qualcuno è apparso un messaggio nel pianeta che qualcuno nel 1844 ha scoperto che inizia il giudizio nei cieli? Ha iniziato a dire che dobbiamo dire a ogni nazione, tribù, lingua della terra che inizia il giudizio e l'ora di giudizio è già venuta? Da qui parte? Sono andato a vedere, questo messaggio deve apparire all'ora del giudizio. Andando a guardare nelle Wikipedia, guardate che cosa ho scoperto. I cronisti storici raccontano così: cosa accade proprio poco prima del 1844. Indicato di rotoli, tempo della fine, giudizio nei cieli. Si sta parlando di un William Miller. Wikipedia, questo è stato copiato, quindi adesso trasmetto le parole dei cronisti, trasmetto quello come ho trasmesso prima le parole di Giuseppe Flavio, Giuseppe storico romano. William Miller, un contadino dello stato di New York. Dice Daniele: guarda che al tempo della fine inizieranno a studiare, la conoscenza aumenterà riguardo il tuo rotolo, le tue visioni. E guardate qui. William Miller dice: un contadino dello stato di New York. E che cosa ha qui? Caspita, la statua del sogno di Nabucodonosor. Questa è la cartina che ha disegnato Miller, che si trova dentro Wikipedia quando si parla di William Miller. Ha trovato che 4 bestie corrispondono a 4 imperi. Ha trovato 70 settimane, 490 anni, l'apparizione di Messia. Ha trovato 3 tempi e mezzo ebraici che corrispondono a 1260 anni di predominazione di un potere nel Medioevo. Ha trovato addirittura la profezia che riguarda 2300 anni e ha scoperto la cosa interessante che si sta parlando del 1843 e cosa interessante, sentite che cosa scrivono. William Miller, un contadino dello stato di New York, alcuni lo chiamano anche pescatore di New York, interpretò le profezie contenute nel libro biblico di Daniele ed in particolare del capitolo 8, sostenendo che indicassero il prossimo ritorno di Cristo per il periodo 43-44. Questo non dico io. E guardate che cosa scatenerà. Questo studio di Miller scatenerà una reazione a catena che coinvolgerà tutti ovili, quasi tutti ovili nel nord degli Stati Uniti d'America,
che l'Eterno attraverso questo inizierà a trovarsi le persone sincere che escono dalle loro comunità. Sinceri cattolici, sinceri metodisti, sinceri battisti. Ci sarà un avvenimento così grande che è ricordato nella storia degli Stati Uniti. È un pescatore, un contadino di New York, ma sconvolge la storia degli Stati Uniti in quel periodo. E questo è registrato come da Giovanni il Battista, che sconvolge tutta la Giudea nell'anno in cui doveva apparire il Messia, a tanto punto che fu messo a morte, e questo è conosciuto, che sconvolto tutta la nazione col suo messaggio, che Giuseppe Flavio racconta. Sì, è successo questo e questo in Giudea. E proprio gli anni tornano. E guardate qui, cosa accade? Cominciò a diffondere questa convinzione, guardate, non disse che inizierà il giudizio nel 1843, nel 1844, alla fine dei 2300 anni. Fu convinto che sarebbe ritorno di Cristo. E guardate cosa dicono. Cominciò a diffondere questa convinzione pubblicamente a partire dal 1831. Quindi questo contadino degli Stati Uniti non dice il giudizio è iniziato, inizia nel 1843, inizia il tempo della fine, preparatevi. No, non è questo il suo messaggio. Il suo messaggio è che secondo lui nel 1843 o 44, perché questi 2300 anni non sapeva contarli bene, c'era in mezzo, sapete, anno zero che non esiste e quindi questa polemica, cosa accade? Inizia a dire, qui sta succedendo una cosa straordinaria, preparatevi, arriverà il Messia. E dicono, cominciò a diffondere questa convinzione dal 1831. Guardate qui cosa scrivono. Che enfasi di annunciare questo messaggio ha prodotto un grande movimento, fermento negli Stati Uniti. Scrivono, nella prima metà dell'Ottocento, in seguito alla predicazione di William Miller, questo pescatore contadino, negli Stati Uniti si era diffuso un movimento che aspettava l'imminente ritorno di Gesù. Interpretando una profezia contenuta nel libro biblico di Daniele, questi uomini, queste sono le parole che ho copiato con copia e incolla da Wikipedia, dei cronisti. Interpretando una profezia nel libro biblico di Daniele, questi uomini e donne di fede erano giunti a una data precisa. 22 ottobre 1844 in cui Gesù doveva ritornare. Lo sapete cosa è successo? Avete visto poco fa nella cartina che era scritto 1843. Avete visto che i cronisti citano in Wikipedia 1843 o 1844. Bene, nel 1843 ha capito che partendo da dove si parte, decreto di costruire Gerusalemme, e il fatto che non c'è l'anno zero non è 1843. Si è sbagliato e ha detto scusate, ho sbagliato i calcoli. Non è così. Decreto inizia nell'autunno e non è 43 ma è 1844. Ottobre 1844. E questi sinceri di diverse comunità, di diverse nazioni degli Stati Uniti si sono ritrovati ricreduti di nuovo. E lo sapete quanto è conosciuta questa cosa qui? Tra poco vedremo che a tal punto questo fermento è stato registrato dai cronisti. Ecco, Wikipedia scrive che secondo loro 1844 è l'anno in cui Gesù doveva ritornare. Scrivono, ci fu questo grande fermento culturale e religioso diffuso in un movimento che aspettava l'imminente ritorno di Gesù. E sentite qui, adesso a causa di questo grande avvenimento che è accaduto non lo chiamano più un pescatore, un contadino. William Miller è stato un teologo, è filosofo statunitense ed è stato la figura più importante di quel filone escatologico cristiano che nel periodo 1830-1840 caratterizzò il fervore religioso degli Stati Uniti d'America. Cioè, in altre parole dice, quello che è accaduto è esattamente superiore rispetto Giovanni detto il Battista, ha sconvolto un'intera nazione, Israele, ma questo ha sconvolto Stati Uniti d'America. C'è stato un risveglio escatologico, praticamente il filone più importante che ha caratterizzato dall'830-840
È diventato la storia, è diventata una cosa conosciutissima. E guardate cosa dicono. È stata la figura più importante e dice questo movimento e questo fervore che è nato praticamente sarà conosciuto con il nome di avventismo. Avventismo è una parola che vuol dire avvento, proviene dall'avvento. Siccome si aspetta un grande avvento, quello del ritorno di Messia, allora questi milleriti vengono anche indicati, conosciuti come quelli che aspettavano questo grande avvento, avventisti, avventismo. In particolare l'insieme dei suoi scrivani insegnamenti assumerà il nome di millerismo ed i suoi seguaci sono conosciuti con il nome di milleriti. Guardate cosa accade, dicono i dati storici. I cronisti, Wikipedia. Il 22 ottobre 1843, nel 43 disse no, non è così, ho sbagliato, ritorniamo, rifacciamo calcoli, guardate, Daniele disse questo, quell'altro decreto parte qui, non esiste l'anno zero e altre cose, è ottobre 1844. E cosa accade? Scrivono. Per tutto il giorno, 22 ottobre 1844, e la notte Leonard Hastings e gli altri credenti guardarono il cielo e attesero. Quando alla fine l'orologio segnò la mezzanotte e Gesù non tornò, furono devastati. Il 22 ottobre del 1844 fu conosciuto come il giorno della grande delusione, grande risveglio negli Stati Uniti. Di chi si è formato questo movimento? Non è stata formata una comunità, una chiesa. Questo movimento si è formato da sinceri metodisti che uscivano fuori, battisti che uscivano fuori, sinceri cattolici che uscivano fuori, di quasi tutte le comunità negli Stati Uniti. Hanno detto, ma è vero, qui questa profezia di Daniele, come dice Miller, sta per realizzarsi. Non hanno capito l'inizio del giudizio. Si sono trascinati che il tempo della fine, il ritorno di Gesù, come disse Miller, e questi sinceri sono rimasti delusi. Sono rimasti delusi. Questo è un dato di fatto storico, realmente accaduto. Sono rimasti sconvolti e delusi. E adesso guardate quanto ha fatto la storia, nella storia degli Stati Uniti d'America, questo grande risveglio, come Giovanni Battista nel deserto della Giudea, che perfino è citato spesso dagli americani, che potete trovare anche, come adesso vi faccio per vedere velocemente, una citazione da un episodio di una teleserie. Avrai certo notato con quale velocità la tua gattina Killer si è acciambellata sul signore in coma. Ma cosa più importante, l'ho fatto anche ieri. E lui respira ancora. Abbiamo finito? Grazie di avermelo fatto vedere. Ma forse la gatta è solo confusa dal nuovo ambiente. Nel 1844 un pescatore di New York mise insieme alcune date della Bibbia e predisse il ritorno di Gesù. I suoi seguaci diedero via quello che possedevano e si presentarono in un campo. Indovina chi non arrivò? Il predicatore disse che aveva sbagliato i calcoli e tutti tornarono il mese dopo con altri seguaci. Ogni volta che veniva approvato il suo errore, la fede di tutti raddoppiava. Avete capito di chi si parla? Avete capito quanto è conosciuta questa storia degli Stati Uniti, che non soltanto la trovate nei cronisti della Wikipedia quando si parla di William Miller, è talmente conosciuta che anche altri personaggi la citano nei scenari come qui del Dottor House. Quindi è vero, c'è stata la delusione, 1843, non è arrivato Gesù, guardate ho sbagliato, è 1844 e non è una cosa che è successa in una grotta, in una piccola comunità, è un movimento, non è legato a una chiesa, è un movimento che ha coinvolto tutti gli Stati Uniti, è entrato nella storia degli Stati Uniti, uno più grande risvegli escatologico legato a questa profezia di Daniele. Ma Daniele fu detto, Daniele guarda che le tue profezie nel momento fissato ritorneranno di moda e la gente aumenterà la conoscenza, ma non dice una sola persona studierà, molti inizieranno a studiare. Infatti cosa accade? Accade questo proprio, che
dopo 1844, dice così, Wikipedia: molti milleriti, dopo questa esperienza, questa grande delusione, ricominciarono a studiare la Bibbia per capire il motivo per cui Gesù non era tornato. Quindi non una persona, ma molti hanno detto: vediamo cosa è accaduto. E guardate cosa dice Daniele. Daniele, queste tue parole, le visioni che adesso sono come sigillate, sigillate, saranno come sigillate sino al tempo della fine, ma poi molti studieranno e conoscenza aumenterà, e dice capiranno. Quindi non una persona, ma molti, quando? Al tempo della fine. Infatti siamo alla fine del 2300 anni, nel 1800, da 830 a 840 nasce questo grande risveglio che scatena sinceri che iniziano di tutte le comunità, diverse nazioni, praticamente degli Stati Uniti diversi che c'erano, a studiare. E dopo la delusione c'è un gruppo che continua di questi sinceri, è un gruppo che non appartiene, c'è un movimento, non appartiene praticamente, sono ex metodisti, ex battisti, ex cattolici, di diverse persone che dicono: vogliamo sapere che cosa c'è che non va. E sentite cosa dicono i cronisti. Un gruppo di milleriti delusi dal mancato avvento nel 1844, attenzione, non nel 1845, che la data del giudizio sarebbe già passata, 44. Il messaggio che Miller non ha dato, che nel 44 inizia il giudizio, ma ha scatenato col suo messaggio che sarebbe tornato Messia, ha fatto attirare le persone che hanno detto: andiamo a vedere in questo Daniele cosa c'è, perché non è venuto, che cos'è la verità. E qui c'è scritto: questi delusi, persone sincere da ogni comunità, detti milleriti, delusi dal mancato avvento nel 44, si ritrovarono per scoprire gli errori interpretativi alla base del problema. E guardate che cosa descriva Wikipedia. Essi giunsero alla conclusione che il giorno 22 ottobre, il decreto fu nell'ottobre, dai Medo-Persiani, fosse non il giorno del secondo avvento, bensì l'inizio di un periodo particolare, detto giudizio investigativo. Hanno trovato quello che fu detto Daniele: guarda, conoscenza aumenterà, capiranno verso i tempi della fine. Quindi hanno trovato che nel 1844 non è il ritorno di Gesù, ma è l'inizio del giudizio, quello che ha visto Daniele. I libri furono aperti, il giudizio si tenne.